Buona giornata telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Buona domenica, insieme quest'oggi fino alle 13:30 per parlare naturalmente della cronaca con tutte le notizie, gli aggiornamenti e gli approfondimenti sui temi di attualità. Ma cominciamo subito con una notizia di cronaca di una tragedia che ha profondamente scosso la nostra regione, quella che si è verificata ieri sera nel Padovano, dove una bimba di 3 anni, figlia di una coppia marocchina, è morta annegata in un canale di irrigazione parallelo al fiume Gorzone. La tragedia si è verificata a Stanghella. La famiglia, residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici connazionali. La bimba stava giocando in cortile con altri bambini, suoi coetanei. A quanto sembra si sarebbe allontanata approfittando di un attimo di distrazione degli adulti e del fatto che il cancello era rimasto socchiuso. Forse la piccola è stata attirata da qualcosa, ancora non si sa. Gli adulti, i genitori, appena si sono accorti che la bambina era scomparsa, hanno immediatamente dato l'allarme, sono partite le ricerche sul posto, i carabinieri, i vigili del fuoco. Purtroppo non c'è stato purtroppo c'è stato un tragico epilogo, perché la bambina è stata individuata dai soccorritori poco dopo annegata in un canale, in una canaletta di irrigazione, e quindi non c'è stato altro da fare che recuperare il corpicino ormai senza vita. E c'è anche un'altra notizia di cronaca di questa mattina, quella relativa all'ennesimo incidente stradale che si è verificato a Castellavazzo lungo la Alemagna. Questa mattina a perdere la vita un motociclista del quale non sono ancora state rese note le generalità, pesanti anche i disagi alla circolazione con la statale d'Alemagna, che appunto è rimasta chiusa per alcune ore in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della tragedia. Naturalmente vi forniremo ulteriori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E altri 2 incidenti si sono verificati, fortunatamente con conseguenze meno gravi, si sono verificati all'alba di oggi in provincia di Treviso. Uno, quello del quale state vedendo le immagini, in via Feltrina a Castagnole di Paese, coinvolte 2 auto, una delle quali si è rovesciata, 4 i feriti. I pompieri sono arrivati da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un passeggero che era rimasto incastrato all'interno dell'auto, e quello ferito, diciamo, in maniera un po' più grave, mentre gli altri 3 sono riusciti ad uscire autonomamente dall'auto e hanno riportato solo escoriazioni. Un altro incidente si è verificato sempre nella Marca stanotte a Spresiano davanti all'Odissea. Nello scontro frontale tra 2 auto, altre 4 persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. E in queste ore c'è anche un'altra notizia che sta preoccupando la nostra regione, ve ne abbiamo riferito ieri sera, è quello del West Nile, il virus West Nile che torna a far paura. Ieri c'è stato il decesso di un anziano, un 83enne del Padovano, che è morto all'ospedale di Piove di Sacco, mentre un'altra persona di 62 anni è ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono in corso gli accertamenti per capire se esattamente si tratta di encefalite determinata appunto da West Nile. West Nile, che lo ricordiamo, è provocata dalla puntura della zanzara infetta. Proprio per parlare di questo abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, grazie intanto per essersi collegato con noi, perché appunto dicevamo c'è notevole apprensione, no? Dopo la diffusione di questa notizia. West Nile, che lo ricordiamo, nel 2020 aveva provocato 5 decessi, nel 2021 nessuno, e quest'anno sta appunto tornando a far paura. Domani peraltro è in programma, no, sindaco, un incontro con le autorità sanitarie per
per decidere il da farsi. Sì, allora innanzitutto porgo le condoglianze alla famiglia della vittima, credo sia dovuto da parte di tutta la comunità della Sac Civica. Mi sono sentito in questi giorni chiaramente con il direttore generale, con il direttore del servizio igiene. Abbiamo attivo un piano, come tutti i comuni del Padovano, di contrasto alla West Nile, che ricordo viene portata dal vettore, dalla zanzara, si chiama Culex pipiens, cioè è la zanzara nostrana, quella piccolina che punge di sera. Quindi dobbiamo mettere in atto tutte quelle misure che prevengono la diffusione della zanzara o che prevengono dalla puntura, vuoi l'uso di repellenti soprattutto in orario serale. I comuni si sono dotati di piani che prevedono i larvicidi all'interno delle caditoie o delle aree dove ci sono acque stagnanti, e viene richiesta però la collaborazione a tutti i cittadini, che è quella di non lasciare l'acqua nei sottovasi, in copertoni, in piscine, in bacinelle all'aperto, perché lì si crea purtroppo un vivaio di questa zanzara. E già negli anni scorsi abbiamo visto che i casi rischiano di essere legati laddove c'è maggiore accumulo di acqua stagnante. Al momento, così come riferitomi anche dalle autorità sanitarie, siamo in un livello di attenzione dovuto sia alla siccità, alla scarsità d'acqua in determinati fossati o aree del territorio, alla fase acuta anche dell'estate, che per le temperature sviluppa queste larve di zanzara. Tuttavia siamo in una soglia di attenzione che al momento è sotto controllo ed è gestita con i piani che sono stati approvati ad aprile di concerto con l'US da parte di tutti i comuni del Padovano e anche con le ordinanze che i sindaci di tutti i comuni del Padovano hanno adottato sulla scorta dei piani validati da USL e sulle linee guida forniteci dalla Regione. Ecco, quindi Sindaco, diciamo che per il momento non sono in programma delle disinfestazioni straordinarie o delle operazioni, diciamo, particolari per cercare come dire, di limitare la diffusione di questa zanzara che, appunto, come lei diceva, lo ricordiamo, è la zanzara quella vecchia di una volta, no? Quella piccolina che punge la sera e la notte, no? La zanzara non la tigre, quella arrivata poi successivamente, che punge anche di giorno. Esattamente, no, al momento, ad oggi, non sono stati programmati i larvicidi trattamenti sulle zanzare adulte, quindi trattamenti adulticidi, quelli con gli atomizzatori, quelli che spruzzano sostanza nebulizzata. Nei vecchi piani di 3-4 anni fa era prevista la nebulizzazione nei 200 metri dall'abitazione di chi era stato punto da zanzara infetta. Vista la grandissima mobilità di questi insetti e visto che comunque ciò che si spruzza in un periodo in cui c'è anche elevata siccità ha una tossicità, tutte le misure al momento non sono previste questi passaggi di adulticida. Nel caso in cui vi fosse bisogno la cittadinanza sarà sicuramente avvisata, ma le misure sono prese di concerto, ripeto, con le autorità sanitarie, con gli esperti, con i medici, con i veterinari e gli entomologi che si occupano e che ci consigliano e ci guidano nelle scelte. Ecco, quindi diciamo in questo momento lei si sente di rassicurare la cittadinanza che giustamente, insomma, è anche preoccupata, no, dopo la diffusione di queste notizie. Viviamo un periodo difficile in cui abbiamo dal Covid al vaiolo delle scimmie. Io, per quanto riguarda la West Nile, per quanto possa essere parziale anche il dato che ho in mano, al momento mi sento di rassicurare assolutamente la cittadinanza, informando tutti che qualsiasi misura necessaria sarà adottata. Abbiamo previsto ulteriori passaggi di larvicida con un ulteriore stanziamento di 40.000 euro, arriverà in consiglio venerdì prossimo per piove di sacco. Chiaramente i comuni fanno la loro parte, però senza l'aiuto da parte dei cittadini tutte le misure che il pubblico adotta non avranno efficacia, quindi ci serve l'aiuto fondamentale del cittadino.
Ecco, che consiste, quindi lo ricordiamo, Sindaco, nel non lasciare soprattutto ristagni d'acqua, no? Nei sottovasi piuttosto che in vasche, piscine o quant'altro, e poi che cos'altro possono fare i cittadini? La cura degli spazi verdi e usare i repellenti, quindi le sostanze repellenti ordinarie che tutti conosciamo, soprattutto negli orari serali, visto che la nostra zanzara ci punge prevalentemente negli orari notturni, non come la tigre, che invece è quella bianca e nera, un po' più grande, che punge tutto il giorno. Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, naturalmente torneremo ad aggiornarci se ci saranno delle novità in vista anche di questo incontro previsto per domani tra i comuni interessati e le autorità sanitarie. Grazie davvero e buon lavoro a Davide Gianella, Sindaco di Piove di Sacco. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica a tutti voi, arrivederci. Grazie, grazie. Ecco, noi ora continuiamo con una notizia di cronaca tornando sull'incendio che si è verificato a Bibione venerdì pomeriggio, perché inizieranno già da domani, lunedì, le operazioni di ripristino, in modo particolare del pontile principale di Bibione, il passo a barca che collega con Lignano Sabbiadoro, che è stato danneggiato dal vasto incendio che si è appunto sviluppato sulla pineta della nota località balneare. Dopo aver lavorato per 2 giorni per domare e spegnere le fiamme, le squadre del Veneto si stanno attrezzando appunto per ripristinare anche il pontile, quanto riferisce il presidente della regione Luca Zaia, dicendo che appunto i sopralluoghi hanno già fatto capire che domani sarà possibile iniziare con i lavori. Siamo nel pieno della stagione estiva, dice il presidente della regione, bisogna quindi garantire vacanze sicure a tutti gli ospiti che hanno scelto la spiaggia di San Michele al Tagliamento. Ci sono già i pali da 6 metri e le assi messe a disposizione e tutto il necessario per ricostruire il pontile in modo che sia ripristinata il più velocemente possibile la famosa ciclabile che consente appunto di attraversare in bicicletta tutta la costa veneta. Certo, rimangono ovviamente i danni enormi a tutta questa vasta area naturalistica che è stata appunto interessata dall'incendio. Proseguono intanto i controlli e proseguono anche le indagini per appurare le cause dell'incendio. In un primo momento si era parlato di cause naturali, forse qualche scintilla che era stata provocata da dei trattori che lavoravano nei campi vicini, ma con il passare delle ore si sta facendo sempre più strada anche l'ipotesi del dolo. Vedremo quindi a che risultati porteranno le indagini in corso su questo grosso incendio divampato venerdì pomeriggio nella pineta di Bibione vicino alla zona del Faro. Noi ora cambiamo argomento, vedo che abbiamo in collegamento Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco Veneto. Buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno, grazie per essere con noi intanto e vorrei cominciare a parlare subito di quello che è il problema relativo alla crisi di governo. Abbiamo visto proprio di queste ore un appello, un forte appello che è stato lanciato da tutti i sindaci ma anche dalle categorie imprenditoriali, dalle imprese, dalle associazioni affinché il Premier ritiri le proprie dimissioni e porti a termine il mandato, insomma, fino alla prossima primavera. Dal suo punto di vista, lei è presidente della provincia di Treviso, vice nazionale, no, dell'Unione delle Province, oltre che presidente anche di quelle del Veneto, sindaco di un grosso comune come quello di Castelfranco. Quali sono le sue preoccupazioni in questo momento? Le preoccupazioni i rappresentanti locali oggi passano attraverso le risorse che dobbiamo gestire con i fondi del PNRR. È un piano
ambizioso che vede coinvolti sia i comuni che le province nella sua realizzazione, ha delle criticità, perché ricordo sempre che stiamo pagando un po' lo scotto dell'aumento delle materie prime e della difficoltà di imprese che poi i progetti che abbiamo dato al recepire i fondi del PNRR. Questa è la criticità e la preoccupazione che c'è, in quanto appunto quelle risorse non sono sufficienti oggi per le questioni a cui ho fatto riferimento poco fa, e mancando un governo cresce la preoccupazione per non riuscire a centrare quegli obiettivi che sono obiettivi strategici per il rilancio del paese e che poi magari ci venga addossata la responsabilità. Quindi questo credo sia il tema che più preoccupa gli amministratori locali oggi. Poi tema di carattere politico, Draghi sì, Draghi no, le pressioni, non si discute l'autorevolezza del premier dimissionario, però sono questioni di natura politica che ogni segreteria di partito sa sicuramente ben affrontare. Ecco, c'è sicuramente tutta una serie di partite comunque, no, nella nostra regione che rischiano di arenarsi, di finire in un limbo che non si sa poi come andrà a completarsi qualora dovesse cadere il governo, da quella dell'autonomia, ma poi c'è la questione delle Olimpiadi, alle tantissime opere del PNRR che a breve insomma dovrebbero cominciare, no? I cantieri, lei lo sa bene come presidente della provincia e anche come primo cittadino, ci si conta davvero su quei soldi, e quindi anche la seconda tranche degli aiuti del PNRR, mi corregga se sbaglio, sono più di 20 miliardi, no? Che dovrebbero arrivare a breve, rischiano di saltare. È così, lei ha centrato prima la preoccupazione che non vi è una guida, si vada a mettere a taglio quelle risorse. Presidente, chiedo scusa, la sento molto male, c'è un piccolo disturbo credo nell'audio, sento la voce che va e viene, vediamo se riusciamo a sentirla un po' meglio, proviamo, non so se dipenda. Sono in quarantena e quindi qui a casa la tecnologia non è proprio delle migliori. Mi sentite? Sì, adesso la sento. Ecco, no, si diceva appunto che la preoccupazione sono le risorse del PNRR. In provincia di Treviso abbiamo 100 milioni intercettati per la riqualificazione del patrimonio scolastico e non sono sufficienti. È da tempo che dichiaro questa emergenza, è da tempo che dico di fare attenzione perché da opportunità non diventi un boomerang il PNRR, e oggi si sta concretizzando purtroppo questa profezia. L'abbiamo visto anche con il recente decreto aiuti, che per quel che concerne le province non sono state tenute in considerazione i gridi d'allarme che arrivano dai sistemi provinciali, no? Se non vengono messe le risorse aggiuntive che mancano, andiamo veramente in crisi e creeremo delle cattedrali nel deserto se non si interverrà, e quindi c'è bisogno di una stabilità. Ecco, e quindi diciamo in questi giorni sappiamo naturalmente che si rimane tutti, no, con il fiato sospeso in attesa di capire che cosa accadrà mercoledì. Sappiamo che le segreterie, appunto come lei diceva, stanno lavorando per cercare una soluzione che insomma sembra forse sempre più lontana. Secondo lei che possibilità ci sono, che margini ci sono? Stante le notizie che leggiamo sui giornali, il premier uscente in termini di coerenza si è sempre distinto, no? E quindi io non credo ci siano i margini per un proseguio di legislatura con questo premier, stante quello che si legge, insomma. Però anche in questo caso speriamo che mercoledì facciano chiarezza presto, e laddove si debba andare verso le elezioni lo si faccia in fretta,
perché potremmo avere un paio di mesi di campagna elettorale, ma poi se questo servirà a dare una stabilità al futuro governo, ai prossimi 5 anni, è bene affrontare la questione in fretta e venirne fuori, perché altrimenti, come dicevo, veramente andiamo in crisi come sistema degli enti locali. Ecco, enti locali, quindi come province firmerete anche voi come UPI questo appello che è stato lanciato al Premier Draghi dai sindaci delle città metropolitane, ma anche da tanti altri sindaci di città grandi e piccole, così come dicevamo dalle più importanti associazioni di imprenditori, artigiani e quant'altro? No, io non firmerò alcun documento come sindaco, tantomeno come presidente di provincia. Io credo che queste questioni, come ho detto all'inizio, siano questioni di natura meramente ed esclusivamente politica, ed ogni rappresentante politico sa bene qual è la strada da intraprendere per dare un futuro al nostro paese. Da amministratore io cerco di rimanere all'interno di quelli che sono gli ambiti che competono agli amministratori pubblici, che ancorché abbiano una targa politica, e la mia è ben nota, debbono continuare a fare gli amministratori pubblici. Ecco, entrando nello specifico, Presidente, per quanto riguarda la provincia di Treviso, quali sono le opere in programma e sia prossimo che con cantieri avviati sui quali ora potrebbe esserci questo grosso punto interrogativo? Noi abbiamo il patrimonio scolastico da riqualificare che, come ho detto prima, ha intercettato 100 milioni di euro. Questi soldi debbono essere calati a terra, come si usa dire in questo periodo, entro il dicembre 2026. E quindi c'è da correre, ci sono delle tempistiche ben precise dettate dal PNRR che vedono alcuni cantieri già partiti, oggi chiusi con il quadro economico-finanziario, anche se ci sono delle richieste di adeguamento prezzi e lì si sta caricando i dati nella piattaforma che dovrebbe riconoscere alle aziende l'aumento dei costi delle materie prime. Per i cantieri futuri il rischio più grande che c'è è che non partecipi nessuno alle prossime gare con questi quadri economici e quindi che si fermi quella riqualificazione delle scuole che investe tutti e 6 i poli provinciali della provincia di Treviso con macro opere. Ricordo Treviso con la nuova sede del liceo artistico, ricordo Città della Vittoria a Vittorio Veneto, cade il Galletto, lo stesso a Treviso, ricordo Pieve di Soligo, ricordo Oderzo, ricordo Montebelluna, ricordo Castelfranco, ricordo Conegliano. Tutte le scuole sono state monitorate rispetto ai propri bisogni, insomma abbiamo prodotto un quadro che oggi ci dice che servono 100 milioni e sono stati intercettati. Questa è la preoccupazione più grande e se non si interviene, secondo me, insomma, diventerà difficile. C'è da dire che oggi si paga anche lo scotto di misure a livello nazionale come quella del bonus 110%, no? Questo ha drogato un po' il mercato. La crisi internazionale ci fa far fatica a trovare le materie prime e quindi questa non stabilizzazione, questo clima di incertezza non ci dà quella serenità che servirebbe per chiudere questo ambizioso piano di riqualificazione del patrimonio scolastico. Ecco, per quanto riguarda invece la città di Castelfranco nello specifico, Marcon, perché sappiamo che anche i comuni ci contano parecchio, no, su questi soldi che sono già stati come dire, impegnati virtualmente su dei progetti per la riqualificazione delle nostre città che dovrebbero davvero cambiare il volto di tante aree del nostro paese. Stesso problema delle province. Franco Veneto ha accettato un contributo da 5 milioni di euro su 3 macro progetti che vedranno la riqualificazione della piazza di una frazione, una strada di collegamento per la mobilità dolce e una sede
per l'osservatorio terapeutico del paesaggio, riqualificando patrimoni esistenti. Lì siamo andati a centrare l'obiettivo tramite il bando della rigenerazione urbana. Ma anche qui il 30% di costi in più incidono circa 1,5 milioni, che oggi non è nelle disponibilità delle casse del comune. Continuiamo ad avere quelle difficoltà che derivano dalla mancanza di autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, tanto in provincia quanto nei comuni. Ricordo che sono anni che i comuni non godono di trasferimenti così come lo era ante 2000, no? Negli anni 2000-2005 hanno tagliato sostanzialmente tutti i trasferimenti ai comuni e dobbiamo vivere di risorse o di contributi indiretti in virtù della capacità progettuale di ogni singolo ente e in grado di intercettare contributi. Ricordo anche che ad esempio in provincia persiste il prelievo forzoso nato con la Del Rio. Oggi noi diamo ancora alla voce concorrenza e risanamento del bilancio dello Stato circa 25 milioni di euro da provincia di Treviso allo Stato centrale. Avessimo l'autonomia di disporre delle nostre risorse, saremmo in grado di essere solidali con coloro che ne hanno bisogno, ma anche di soddisfare i servizi a cui i cittadini di Treviso oggi reclamano. E anche questa, no, è una partita che rischia di rimanere inceppata qualora cada il governo, perché ormai sappiamo che si era arrivati ormai alle battute finali, no? Questa autonomia ormai sono 4 anni che la si attende, che la si discute, ma che non ha prodotto ancora quel risultato che è nelle aspettative di tutti coloro che hanno votato il referendum nel Veneto, e ricordiamo erano oltre 2 milioni. Così come, se posso, sempre da amministratore, la riforma degli enti locali, la riforma del testo unico giace nei cassetti ormai da troppo tempo e non viene presa per mano. Rispetto alle province, ho detto l'altro giorno in assemblea ANCI che sono quasi considerate quelle principesse all'interno di torri che tutti vogliono liberare perché si aspettano insomma di avere un ente che dà risposte ai bisogni dei cittadini, poi nel merito non si vede nessuno all'orizzonte. Fatto salvo che la Regione qui un passo avanti lo ha fatto e nel progetto di riordino insomma ci sta tenendo in considerazione. È dura, se siamo ormai arrivati agli ultimi scorci di legislatura, ammesso non concesso che questa prosegua, no? E comunque sia, ancorché non si vada a votare, io credo che i tempi e la situazione politica di oggi non lasciano ben sperare per queste riforme che sono sentite e secondo me di cui i territori oggi fabbisognano come non mai per poter cambiare passo. Quindi a questo punto io non so se sia meglio tirare avanti in agonia o metterci una pezza fino alla scadenza naturale o se sia il caso di anticipare le votazioni e rimettere agli italiani insomma in mano il loro destino. E vedremo, insomma, a breve, mercoledì, si saprà che cosa ci aspetta. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Tanti auguri, naturalmente non sapevo fosse in quarantena, spero tutto bene. Sì. Va bene, attendo con ansia mercoledì il tampone d'uscita, incrociando le dita e sperando sia negativo. Speriamo. Grazie davvero a Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso. Un saluto, grazie, buona domenica. Arrivederci, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di Covid, contagi e quarte dosi. Vedo che abbiamo collegato il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Sì, buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Mi sposto, ecco, sì. Perfetto. Centro, ok, grazie. Grazie a lei per essere con noi. Allora, il punto
punto su Treviso, come stiamo andando? Abbiamo visto, no, sono state giornate, l'abbiamo sentito ieri anche dal primario del pronto soccorso, di grande lavoro tra il Covid, tra il caldo e quindi i malori che magari accentuano anche quelli che sono le sensazioni di disagio magari di chi si trova appunto positivo in questi giorni. Sì, guardi, la situazione è in questa fase cosiddetta di plateau, dove noi purtroppo abbiamo ancora 149 ricoverati. Nelle 3 realtà, a Vittorio Veneto ne abbiamo 49, ne abbiamo a Treviso circa 63 e a Montebelluna ne abbiamo 37. Abbiamo anche 4 persone in terapia intensiva a Treviso, anche un sessantenne, è vero, con una seconda dose solo, però effettivamente questo ci fa pensare che se l'EMA, quindi diciamo l'ente che dovrebbe dare l'ok per fare la quarta dose, la seconda dose booster, l'avesse anticipato anche i sessantenni, magari avremmo meno problemi per quanto riguarda il contrarre la malattia o trovarsi in terapia intensiva. Quindi la situazione sì è una fase di plateau, però continuiamo a avere positivi che arrivano in ospedale. Ecco, c'è quindi una preoccupazione secondo lei in questo momento, in questa fase, nel senso abbiamo visto che la quarta dose è anche abbastanza decollata ora in questi ultimi giorni, no? Rispetto a quanto era accaduto per gli over 80, dove sostanzialmente era stato un flop, insomma molto pochi erano quelli che l'avevano effettuata, no? Sì, per gli ottantenni dobbiamo dire anche questo, che le case di riposo sono state messe in protezione dalla task force, non a caso abbiamo avuto un paio solo di ricoverati dai centri servizi delle case di riposo. Questo è significativo e dimostra che la vaccinazione, la quarta dose o la terza dose aveva comunque funzionato. E per quanto riguarda sì invece gli over 60 pare che ci sia effettivamente un'ottima adesione e noi viaggiamo intorno tra 1000 e 1500 diciamo booster, secondo booster al giorno. Abbiamo le prenotazioni complete, abbiamo avuto le prenotazioni complete questa settimana, abbiamo aperto già la prossima e comunque vediamo una grande richiesta. Devo anche dire che, per essere precisi, che chi non riesce a prenotarsi perché non riesce a entrare nel sito o perché vuole farla all'ultimo momento, non abbiamo mai mandato via nessuno e quindi anche l'accesso diretto viene fatto. Tenga presente che stiamo facendo l'accesso diretto. Ogni giorno abbiamo 400-500 persone che arrivano senza prenotazione. Da lunedì, massimo martedì, apriamo anche a Giovanni XXIII e gli altri accreditati che possono fare vaccinazioni e contemporaneamente le persone possono andare gratuitamente a fare le vaccinazioni anche nella farmacia, che è il luogo più vicino a casa, quindi non serve che vengano ai centri, possono direttamente accedere alla farmacia. Ecco, chi sono tutte queste persone, direttore, che si presentano ora in massa per fare la quarta dose? Sono degli ottantenni che hanno un po', come dire, hanno preso paura dopo questa impennata di contagi, di questa ondata estiva e quindi stanno cercando di recuperare quello che non hanno fatto 2 mesi fa, o sono i sessantenni che magari sono più sensibili, adesso ci sono le vacanze, uno preferisce magari partire più tranquillo o continuare anche ad avere una vita come dire sociale più aperta, no? Guardi, noi il massimo delle persone, quindi percentualmente oltre l'80% sono sessantenni / settantenni. Sono pochissimi, ovviamente gli over 80 sono pochissimi. Abbiamo qualche anche giovane, qualche minore che viene accompagnato dai genitori a fare la vaccinazione perché ovviamente è un soggetto a rischio, però la maggioranza delle persone che abbiamo sono over 60. Quindi diciamo che probabilmente, come lei sottolineava all'inizio di questa intervista, forse si è arrivati un po' in ritardo con la decisione di aprire ai sessantenni.
Sì, o forse nessuno sì. si aspettava, o forse nessuno si aspettava anche un'ondata così forte e virulenta nel pieno dell'estate, non era mai accaduto finora con il Covid. Guardi, io credo che basterebbe guardare l'epidemiologia dell'anno precedente, del 2021. Per darle, il 17 luglio 2021 avevamo 7 ricoverati a Treviso e 6 a Vittorio Veneto. Oggi ne abbiamo 149, ma non è che questa differenza si noti da oggi, si nota già da giugno. Già da giugno noi avevamo pochissimi ricoveri nel 2021, per carità, lockdown, le zone rosse, quello che vuole, e invece molti di più oggi. Chi studia queste cose, chi fa l'analisi e ha molte più possibilità perché la fa in tutto il mondo, prova ne sia che gli Stati Uniti, gli USA, già da marzo, guarda caso, avevano iniziato a fare la quarta dose. La quarta dose vista negli Stati Uniti giustamente come salvavita per ovviamente le persone a rischio e gli over 80. Già là siamo arrivati in ritardo, pur avendo tantissime dosi in magazzino, cioè milioni di dosi in magazzino di Pfizer e Moderna, e quindi è stato deciso dall'EMA di partire decisamente in ritardo. Ecco, questo chiaramente non è una colpa, sono valutazioni che fanno specialisti che hanno certamente preparazioni maggiori della mia, ma sicuramente fa riflettere. Dopo è ovvio che chiaramente il fatto di avere anche un po' tutti liberi, senza mascherine, anche nei luoghi di affollamento, sicuramente ha aiutato questo, ma se partivamo prima con la vaccinazione forse andavamo anche, come dire, a frenare questo grande afflusso in ospedale. E quanto ha scombinato, diciamo così, i vostri piani per l'estate, questa ondata estiva, questo massiccio afflusso? Perché dicevamo nessuno l'aveva previsto e nessuno se l'aspettava, no? Quindi si pensava che questi 3 mesi estivi sarebbero stati, come era accaduto nell'anno passato, in quello prima ancora, di tregua, di calma, per consentire di recuperare anche tutte quelle famose prestazioni galleggianti e anche per consentire giustamente al personale un minimo di riposo, no? Le doverose ferie dopo 2 anni e mezzo davvero pesantissimi. Guardi, io devo sempre ringraziare il personale che sta facendo un lavoro straordinario, lo devo ringraziare perché abbiamo tra persone non vaccinate, quindi che sono ovviamente a casa, perché non possono entrare in ospedale per un decreto legge 44 che poi è stato reiterato fine a fine anno. E i positivi, guardi, sentivo prima e faccio un augurio al sindaco Marcon appunto per la sua positività, e abbiamo una marea di persone positive che lavorano anche in ospedale. Siamo ormai tra questi, diciamo, che non hanno aderito alla vaccinazione, gli altri superiamo 358 persone, che sono tantissime. Tenga conto che dobbiamo fare le ferie, che è giusto, dopo 2 anni e mezzo le persone non riuscivano a fare 15 giorni consecutivi di ferie, lo stiamo dando ai nostri collaboratori, ma per non ridurre l'attività, purtroppo, e questo è un po' quello che ci sta dicendo il sindacato, stiamo ovviamente richiamando persone dalle ferie, stiamo posticipando le ferie a qualcuno. Perché lo stiamo facendo? Perché prima di tutto dobbiamo garantire l'assistenza. Sì, potremmo ridurre i posti letto come abbiamo fatto d'estate, che abbiamo ridotto i posti letto, lo stiamo facendo dove è possibile, ma mi creda, abbiamo tantissima gente che entra in ospedale anche non Covid per problemi legati scompensati oppure per il troppo caldo, che sono tanti, soprattutto gli anziani, e contemporaneamente, ribadisco, abbiamo 149 positivi Covid che sono ricoverati, tra cui il 20% di questi ha anche un interessamento polmonare. Quindi è chiaro che purtroppo dobbiamo in qualche modo tener botta, lo so che è durissimo, e cercare che passi questo momento. Noi ci auguriamo, anzi sarà così, dopo il 20 di questo mese ci sarà un calo, però chiaramente un calo dei ricoveri lo vedremo verso i primi di agosto, non prima, perché chiaramente dalla fase di salita poi c'è una fase di plateau, diciamo, piana, e quindi i ricoveri continuano e poi una lenta discesa dei ricoveri. Quindi siete costretti, diciamo, a far rinviare ferie o posticipare al personale in questo momento? Siamo costretti soprattutto al personale delle aree mediche ovviamente a chiedere che posticipino le ferie.
e stiamo adesso chiamando ovviamente i pochi infermieri che restano ancora dalla graduatoria di Azienda Zero. Questi li avremo, ricordo a tutti, a novembre, quindi fino a novembre dovremo un po', come dire, stringere la cinghia, perché i nuovi laureati escono a novembre, in modo tale appunto di dare una risposta ai ricoveri, perché se noi dovessimo ridurre completamente, come facevamo gli altri anni, i posti letto, o gestiamo i Covid o gestiamo gli altri, quindi siamo costretti a fare questo. Abbiamo ovviamente detto al nostro personale che siamo grati di questo e faremo in modo, con l'arrivo di quei pochi che arriveranno, una ventina, una trentina di infermieri nuovi, di poter sanare questa situazione per dare a tutti la possibilità almeno ad agosto di farsi i 15 giorni di ferie. Ecco, quindi una situazione insomma senz'altro ancora di difficoltà e che richiede forse anche la collaborazione dei cittadini, no? Nel portare pazienza. Tante volte se si va al pronto soccorso si deve attendere, sentivamo proprio ieri, no, dal primario del pronto soccorso le attese. Si chiede anche ai cittadini di pazientare, perché purtroppo questa è la coperta, no? Sì, guardi, noi abbiamo avuto anche la sfortuna di avere poi gli USCA che hanno, adesso stiamo cercando, che sono quei giovani medici che ci davano una mano anche per il Covid, andavano a domicilio eccetera. La normativa ha previsto che dal 30 di agosto, scusi, di giugno, queste persone, questi colleghi non potessero più lavorare con il ruolo Covid. Stiamo trattando adesso un accordo con la medicina di famiglia per fare in modo che queste persone possano continuare a seguire i pazienti Covid, perché oggi abbiamo impegnato anche sul fronte del Covid i nostri infermieri, i nostri medici del territorio per rispondere ai casi Covid a domicilio. D'altronde la forza del Veneto è stata, nel periodo Covid, è stata proprio di avere questa gestione domiciliare anche di pazienti importanti Covid, che ci ha salvato da altre situazioni che si sono generate in altre regioni. Ai cittadini dico questo: abbiate pazienza, perché sono stati 2 anni e mezzo duri, ma poi ecco, quello che è importante, continuo a ribadirlo sempre, e l'ha detto anche il Ministero della Salute da poco, dicendo che il Veneto ancora una volta è la migliore regione per dare una risposta in termini di salute ai cittadini. Mancano i medici e non possiamo inventarli né tirarli fuori dal cilindro, ecco, come il coniglio. Stiamo facendo il massimo. Quello che è importante, lo dico sempre, è il fatto che nel momento dell'urgenza, nel momento che uno ha un infarto, un ictus, ha qualsiasi patologia che richiede, che si chiama codice giallo, codice rosso per capirsi, anche codici minori ma importanti, viene gestito e trattato subito e nel miglior modo possibile, e questo credo che sia una garanzia per un sistema sanitario. È chiaro che dopo le visite di controllo, vista la situazione, hanno di tempi più lunghi. Noi ci auguriamo, e questo credo sia auspicabile da parte di tutti, nel 2023, grazie all'apertura delle scuole di specialità, a fine 2023 noi avremo diversi specialisti. Nel 2023 riusciremo ad assumerli, noi potremo già assumerli adesso, è che non li troviamo, li assumeremo e riusciremo a dare finalmente e totalmente una risposta ai cittadini. Credo che ci aiuterà molto anche la telemedicina, la stiamo approntando, entro l'anno lo faremo, in modo tale da gestire il paziente cronico a domicilio, con i device, con i braccialetti, con altre cose, in modo tale che può stare sicuro e tranquillo, e sarà lo specialista stesso che va a monitorare questi suoi parametri, a decidere quando lo vuole vedere o quando lo deve vedere, perché questi parametri si scompensano. Ecco, direttore, a proposito di nuove tecnologie eccetera, è proprio di oggi la notizia, l'abbiamo letta sui giornali, della decisione di cambiare piattaforma da parte dell'USL, no? Perché pare che fossero a rischio i dati dei pazienti. È così? Che cosa è successo? No, è successa una cosa semplice: il garante della privacy ha visto che in qualche situazione quella piattaforma dava la possibilità a qualcuno di entrare, giustamente, e ha fatto la segnalazione. Noi abbiamo cambiato la piattaforma, velocemente l'abbiamo cambiata, però ricordo a tutti che era relativa solo agli appuntamenti, cioè alle prenotazioni, non ai dati di ognuno di noi, dati sanitari di ognuno di noi. E su questo con la Regione stiamo facendo il SIO, che praticamente sarebbe la possibilità che ha ognuno di avere il proprio fascicolo elettronico, e questo è importante perché darà la possibilità al cittadino di poter leggere, far leggere ovviamente
con la sua benedizione, con la sua i dati sostanzialmente del paziente in tutta Italia, e questo è fondamentale, perché uno se si trova non so, a Taormina in vacanza oppure in montagna in vacanza, la possibilità di, se va in un pronto soccorso, di poter leggere i suoi dati sanitari è fondamentale. Ma quello che stiamo facendo da qua a fine anno è che noi daremo la possibilità al cittadino, ovviamente il paziente cronico, quello che ha pluripatologie e che ha bisogno di visite di controllo continue, di poter stare tranquillamente a casa tenendo questo braccialetto e di quindi sentirsi sicuro, quindi non aver bisogno di andare dal medico curante e chiedere la visita a controllo. Perché? Perché nel momento in cui lo specialista, cardiologo, pneumologo, eccetera, diabetologo, vede che i parametri si stanno sfalsando, stanno diventando negativi per il paziente, sarà lo stesso specialista a chiamarlo a visita. Quindi facciamo un po' una rivoluzione copernicana, cambiamo, il cittadino sta a casa, sta tranquillo perché è monitorato, arrivi in ospedale solo se si scompensa. Vedremo, insomma, le nuove tecnologie, insomma, aiutano molto anche in questo. Un'ultima domanda, direttore, visto che sembra che in questo periodo non ci stiamo facendo mancare proprio nulla, c'è anche questa emergenza West Nile, l'abbiamo sentito nel Padovano, domani ci sarà un incontro con tutti i sindaci e le aziende sanitarie. Per quanto riguarda il territorio nostro dell'ULSS 2 della Marca, siete stati allertati in questo senso? Sì, chiaramente sì. Come lei sa, noi siamo un holding, una rete regionale, per cui abbiamo già fatto un incontro, ne faremo uno anche in settimana, proprio perché abbiamo il problema del West Nile, che da noi ancora non c'è, ma che potrebbe ovviamente esserci, perché la zanzara è normale con questo caldo, con il fatto che c'è poca acqua, eccetera, quindi è facile che nidifichi in poste d'acqua, e quindi il rischio esiste, ma noi ci stiamo attrezzando in questo senso, come ci stiamo attrezzando anche per il vaiolo della scimmia, perché anche questo potrebbe essere avere qualche caso, per cui abbiamo avvertito ovviamente le malattie infettive in modo tale da garantire posti di Aspetti, c'è evidentemente. Ecco, prego la regia, abbiamo un'interferenza. Ecco, cosa è successo? Non lo so. Prego, chiedo scusa, direttore. Sì, volevo dire, ci stiamo attrezzando sia per la West Nile, ma anche e soprattutto per la malattia di Lyme o l'encefalite, oppure per l'encefalite da zecche, quindi per le punture di zecche. Ne abbiamo già viste, ne continuiamo a vedere. Per fortuna poi mettiamo in terapia e siamo a posto, antibiotici, siamo a posto, come ci stiamo attrezzando per chiaramente il vaiolo delle scimmie, che se dovesse succedere che abbiamo qualche caso siamo pronti ovviamente all'isolamento in malattie infettive e poi alla gestione. Tengo a precisare a tutti comunque che queste patologie, per non creare grandi allarmismi, non ci sono situazioni dove la persona muore, questo è chiaro, viene curata, l'importante è arrivare, farsi curare, e sono tutte patologie curabili, Certo, speriamo bene, insomma, perché davvero sembra che si stia, non lo so, se dicono che forse con i mutamenti climatici anche questi virus e queste malattie si stanno, come dire, modificando, e quindi forse dovremo abituarci anche a delle malattie nuove, diverse, che fino ad ora non c'erano. Io la ringrazio davvero, direttore, per essere stato con noi. Lei, grazie a voi. Una buona giornata, una buona domenica. Grazie, buona domenica anche a voi, grazie. Grazie, un saluto a Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 della Marca trevigiana. Noi ora forse siamo già pronti, sì, vedo che abbiamo in collegamento dall'Alpago Lucio Zanato, quindi facciamo un salto sulle montagne bellunesi per parlare di tanti argomenti. Buongiorno Lucio, grazie per questo collegamento. Allora, ti trovi a Chiesa d'Alpago, vedo un gregge di pecore alle tue spalle e siamo saliti su in montagna quest'oggi per parlare anche di siccità, no? Perché contrariamente a quanto si può pensare, la siccità sta investendo in maniera davvero preoccupante anche tutta l'area di montagna, soprattutto laddove ci sono degli allevamenti
elementi di bestiame, quindi in primis nelle malghe. Sì Marta, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Allora, intanto sì, parleremo anche di siccità, parleremo anche di lupi, ma qui siamo venuti oggi perché si sta, diciamo così, rinnovando quello che è un rito millenario, cioè quello della tosa della pecora, perché guarda, è una cosa davvero particolare. Pensa che chi sta tosando in questo momento è andato a imparare sostanzialmente in Nuova Zelanda, e se uno pensa, magari non so, è qui del Bellunese, in realtà lui no, è della Basilicata, per dire che questo è un mestiere internazionale. Domenico, buongiorno, possiamo disturbarti un attimo? Qual è il segreto per non far male alla pecora? Allora, andare prima con pazienza, imparare bene all'inizio e poi avere una buona tecnica. Tu sei giovane, perché hai scelto questo mestiere? Perché mi piacciono gli animali, sono a contatto con gli animali e con la natura e ogni giorno sono in un posto diverso. Sì, del resto in Italia ma anche in Nuova Zelanda, dove vai? Sì, anche in Nuova Zelanda. Lavori rispetto all'Italia, lavori tanto nei capannoni, ma sì, conosci gente nuova, persone nuove. Altri luoghi, Svizzera mi dicevi prima? Sì, in Svizzera. Senti, ma la pastorizia è tanto diffusa, è più diffusa diciamo così all'estero, o ce n'è tanta anche d'Italia? Sta aumentando anche qua nel Veneto, sta aumentando anche qua in Italia, per fortuna. Grazie, perché sai Marta, lui tosa le pecore in circa un minuto e qualcosa, è quasi, pare che sia addirittura un campionato per la tosatura delle pecore, ma questo è un altro discorso. Vi faccio vedere veramente quest'arte, perché ne vale veramente la pena. Vedete, la pecora non ha nessun tipo di malessere, anzi vedi, è come se gli levassero, mi diceva prima Domenico, è come se ci levassero a noi il maglione di lana in una giornata come questa, tra l'altro appunto in un tempo di cambiamento climatico, perché qui pur essendo abbastanza alti ci sono 28 gradi. E allora cominciamo con Franco Pianon, che intanto la Nicoletta continua a farvi vedere la tosatura delle pecore. Franco, qui che intanto a che latitudine siamo? Siamo a 1050 metri. A 1050 metri, tempo, cioè temperature così, gli anni scorsi non ce n'erano? No, non ce n'erano, c'è il problema anche appunto della siccità, perché ha nevicato pochissimo quest'inverno, per non dire niente, ma ha fatto una nevicata ai primi di dicembre, poi non ha più nevicato. Noi abbiamo una valle qua che ha mantenuto la neve fino a marzo-aprile, che si frequentava appunto lo sci alpinismo tutto l'inverno, però ha fatto i 50 cm di neve e poi non si è più verificato nessuna nevicata. Ecco, Marta, hai delle domande? Sì, scusa Lucio, no, era andato via l'audio, non ti ho sentito. Dicevo, se hai delle domande. Sì, stavamo dicendo, no, della siccità che in questo momento sta creando, no, dei problemi. Abbiamo visto l'altro giorno proprio nei servizi del nostro telegiornale come addirittura nelle malghe dell'area del Grappa, per esempio, si stia portando l'acqua con le autobotti per poter abbeverare gli animali. In quell'area del Bellunese la situazione com'è? Ecco, qui invece l'acqua come vi arriva? Beh, noi abbiamo l'acqua dall'acquedotto. Il comune di Chiesa è una bella fonte d'acqua, perché fornisce una gran parte dell'Alpao, quindi noi abbiamo l'acqua. Quindi voi non siete ancora arrivati alle autobotti? Anche perché c'è il lago diciamo di Santa Croce che è ancora ben fornito. Ma il lago è ben fornito, però mi sembra che guarda un po' la pianura, aiuta un po' la pianura. Esatto. Comunque per quanto riguarda, insomma, per il momento il tema di siccità c'è, nel senso che bisogna stare un po' attenti. Voi comunque che siete in montagna siete sempre molto parsimoniosi d'acqua. Ma noi cerchiamo sempre anche di risparmiare, appunto, perché anche gli animali che sono all'aperto come le nostre pecore, che abbiamo 500 pecore che girano per il comune di Chiesa, noi cerchiamo sempre di soddisfarle con l'acqua sui torrenti. Ecco. Non andiamo a sprecare l'acqua dell'acquedotto. Ecco, poi però voi qui avete un altro tema che è molto, diciamo, pesante, ovvero quello dei lupi. L'altro giorno mi diceva che avete, perché poi avete non solo pecore, avete anche avete il pascolo di mucche, quindi e l'altro giorno c'era una mucca gravida con il vitellino vicino, sei dovuto andarla a recuperare. Sì, noi abbiamo appunto la nostra azienda, io e la mia compagna Hillary, abbiamo l'azienda che si occupa di pecore, abbiamo asini, abbiamo i maiali per i nostri salumi, abbiamo le mucche, abbiamo gli yak. E appunto l'altra sera, giovedì sera, una mucca sul pascolo ha partorito, e il pomeriggio ha partorito, poi tutta tranquilla con la mamma, il piccolino
Alla sera io passando alle 10 che faccio il giro anche alla sera col buio a controllare gli animali, noto in prossimità del recinto che c'erano 5 lupi. 5 lupi c'era una mamma, il papà e la mamma, secondo me erano più grandi, con 3 piccoli che giravano in prossimità del recinto. E quindi cosa avete fatto? Siamo intervenuti subito, abbiamo caricato la mamma, quel piccolo, e abbiamo portato in stalla, perché il problema del lupo è che lui sente appunto il parto, quando c'è un parto lui arriva, lo sente a chilometri di distanza. Ma l'ultima predazione, diciamo di un certo tipo, qui a te quando è capitata? E noi siamo stati, non dico fortunati, però sono già 3 anni che le predazioni non abbiamo più, perché noi abbiamo gli animali, i greggi grossi con le pecore, i gregge è sempre costruito col pastore che rimanga fuori di notte. Ecco, esatto, perché poi noi abbiamo raccontato in una puntata di agricoltura, Marta, che lui ha deciso di avere un presidio 24 ore su 24, cioè il pastore sorveglia giorno e notte. Con 15 cani maremmani. E 15 cani maremmani, più anche tutti i recinti, cioè tutti i presidi della regione che vi ha dato. Tutto l'aiuto possibile che può esserci, quindi se entra il lupo là è una cosa impossibile. Insomma. Ecco, io adesso saluto Franco perché invece vado da Zaccaria. Zaccaria, Marta, è il presidente della cooperativa che sostanzialmente gestisce le varie aziende, le varie malghe che lavorano la pecora, ma soprattutto l'agnello dell'alpago, che è un presidio slow food. Buongiorno Zaccaria. Buongiorno Presidente, ricominciamo dai lupi. Qui abbiamo un'azienda, abbiamo una malga, ma gli altri 31 soci hanno gli stessi problemi? I problemi sono uguali per tutti, è che l'imprenditore è organizzato, come diceva prima Piano Franco, con la presenza dell'uomo, la presenza del cane o la presenza di altri mezzi, e riesce a far fronte. E gran parte sono hobbisti, per cui non sono organizzati e hanno avuto abbastanza predazioni. Posso dire che in 4 anni abbiamo avuto 500 pecore predate. Ecco, avviciniamoci alle pecore, così abbiamo anche uno sfondo diverso, e poi tra l'altro Nicoletta mi dice che bisogna andare, diciamo, a fronte luce, no? a favore di luce, come si dice, e poi facciamo vedere ai nostri telespettatori in diretta la bellezza delle montagne venete, delle nostre montagne, che sono sempre uno spettacolo unico, e poi appunto abbiamo il gregge. Volevo raccontare di questo gregge perché pochi sanno, purtroppo ancora troppo pochi sanno, che questa è una lana davvero preziosa, ma soprattutto è una lana veneta, storicamente veneta, da oltre più di 1 migliaio di anni. Avete fatto addirittura una ricerca storica. Noi abbiamo fatto una ricerca storica, abbiamo trovato che già prima dei Romani, 2000 anni fa, c'era la presenza appunto di pastori qua nel Veneto, qua in Alpago e precisamente a Chiese. Li abbiamo trovati in 1500 metri di altitudine e abbiamo trovato dei moltrin, che sono dei recinti in pietra antichi, molto antichi, dove stavano le pecore e di notte stavano anche i pastori. Ecco, la lana in questo momento è una lana particolare, una lana di alta qualità, che però se non la lavorate voi diventa addirittura un rifiuto speciale. Esatto, non è una lana merino, ma è una lana sempre abbastanza pregiata. Noi facciamo dei prodotti particolari, noi raccogliamo la lana una volta all'anno, la mandiamo a lavare, la cediamo subito all'anificio Paoletti, che lavoriamo in sinergia, ci fa dei semplici prodotti che vanno sempre, non hanno... Ecco, tutta questa produzione di sapere, Marta, serve perché si riesca a mantenere qui la gente, cioè il presidio dell'uomo in montagna, perché alla fine è questa la cosa più importante. Tanto è vero che ci sono addirittura anche dei fondi regionali che sostengono queste aziende, perché in realtà lana, agnello, latte di pecora purtroppo non fanno tornare i conti, o sbaglio? Esatto, la cooperativa Fardima è nata appunto per coordinare tutte queste attività. Con la lana noi riusciamo a mantenere in piedi la cooperativa, riusciamo a avere anche un piccolo futuro. Se tu lavori singolarmente non riesci a far nulla. Noi abbiamo appunto 31-32 soci che collaborano all'interno di questa cooperativa. Noi riusciamo a piazzare l'agnello una volta ogni 2 settimane, il nostro bacino va da Cortina a Venezia, e come prodotto secondario abbiamo appunto la lana, che ci aiuta appunto per mantenere questa attività. Ecco, perché la cosa più importante è che se qui chiude una malga, poi c'è il dissesto idrogeologico. Esatto, oltre che il servizio tecnico, possiamo dire, della pecora, c'è un servizio a livello sociale, a livello biologico. Noi posso dire che
tutti gli allevatori di questa conca riesci a pulire 1400 particelle. Sono quei prati in mezzo ai boschi dove non riesci ad arrivare con le macchine, e queste pecore riescono a pulire tutto il territorio, per cui fanno un lavoro sociale che va bene all'intera comunità, non solo alla comunità di Chies o dell'Alpago, ma all'intero Veneto. Marta, hai delle domande? No, io ti devo salutare, Lucio, e ringrazio i tuoi ospiti per questo quadro davvero sull'attività delle malghe in Alpago. La regia chiama la pubblicità, quindi naturalmente buon lavoro a te, Lucio, e a Nicoletta Rizzetto per questo servizio che state realizzando appunto in Alpago. Un saluto, buona domenica, ciao, grazie. Grazie a tutti, grazie. Ecco, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, qualche istante linea alla regia, subito dopo torniamo in diretta per parlare di caldo e di anziani con l'assessore ai servizi sociali del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, ben ritrovati, benvenuta all'assessore Gloria Tessarolo, assessore ai servizi sociali del Comune di Treviso, buongiorno. Buongiorno a te Marta e a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. Allora, dicevamo caldo torrido già in questi giorni, ma quella che sta per arrivare, almeno così ci dicono i meteorologi, dalla prossima settimana sarà davvero un'ondata di calore eccezionale e per questo insomma c'è l'appello a proteggere soprattutto le persone più fragili, anziani in primis, anziani che soprattutto poi in questo periodo dell'anno magari si trovano ad affrontare delle situazioni di maggior solitudine o difficoltà a causa magari delle assenze dei figli o dei parenti che sono in ferie. Quindi come Comune di Treviso come vi state organizzando, come vi state attrezzando? Noi abbiamo attivato un servizio nuovo quest'anno, lo stiamo sperimentando e al momento sta andando molto bene. Abbiamo chiesto alla Prosenectute, che ha dei locali dove svolge l'attività nell'arco dell'anno proprio con persone anziane, sono locali del Comune di Treviso dati in gestione a loro, e si trovano in Restera, quindi siamo lungo il fiume Sile con un contesto verde molto bello, con un ampio giardino alberato, c'è un bel campo da bocce. Loro avrebbero sospeso l'attività estiva nei mesi di luglio e di agosto e noi quindi abbiamo deciso di calare lì questo servizio del tutto nuovo per tutti i pomeriggi di questi 2 mesi. Quindi con il supporto dell'Auser Treviso e della WISP, che promuove lo sport libero e accessibile per tutti, con l'aiuto anche della Protezione Civile del Comune, tutti i pomeriggi noi apriamo questo centro ricreativo anziani. L'abbiamo scelto perché ha anche una sua geografia interna molto comoda, c'è un bel salotto comodo dove in questa settimana in cui abbiamo attivato il servizio abbiamo giocato a tombola, abbiamo letto giornali, abbiamo chiacchierato. C'è un'altra sala molto ampia dove invece si sono ritrovati dei gruppi a giocare a carte, c'è una palestrina per chi vuole fare ginnastica dove si può fare anche ginnastica dolce, raggiunto ovviamente un numero di aderenti. Fuori nella pista da bocce c'è la possibilità di giocare a bocce con un istruttore della WISP. Siamo alla prima settimana di apertura e abbiamo già insomma ogni pomeriggio più o meno dalle 8 alle 9 10 persone, una ventina sono gli iscritti e ci sono tantissime persone over 80 e questo ovviamente mi fa piacere perché sarebbero persone che probabilmente sono a casa sole. Grazie alla collaborazione proprio con Auser, chi non può raggiungere questo centro a piedi viene accolto da Auser, ci sono degli autisti che vanno
direttamente con dei pulmini attrezzati a prenderli a casa, li portano al centro e poi li riaccompagnano al termine delle attività. Quindi siamo alla prima settimana con questa formula che abbiamo immaginato quest'anno per la prima volta, ma direi che i dati sono del tutto positivi. Se tutto continua così, noi appunto andremo avanti fino al 31 agosto, periodo, come ricordava giustamente lei, in cui ci sono meno opportunità in città, no? Chiudono diverse attività, chiudono le associazioni, magari anche gli amici a volte si organizzano con i nipoti o con viaggi organizzati, soggiorni climatici e vanno via alcune settimane, quindi per chi resta in città mancano i riferimenti. Noi abbiamo pensato di crearne uno ad hoc che rispondesse però alle esigenze degli anziani, quindi un luogo fresco e di aggregazione. Perché abbiamo sentito appena partito, quindi forse magari molti non sanno ancora, non hanno ancora ricevuto la comunicazione, no, di questa nuova iniziativa. Quanti posti ci sono? Quante persone possono essere accolte in questo nuovo spazio appunto sulla Restera, lungo la Restera? Allora, è una formula molto libera, nel senso che abbiamo anziani che ci hanno chiesto di partecipare tutti i pomeriggi, alcuni solo un pomeriggio a settimana, alcuni un giorno sì, un giorno no, quindi il numero è molto variabile, lo stiamo un attimo studiando. Questa prima settimana la media è di 8-10 persone in accoglienza ogni pomeriggio e quindi è una media molto buona perché consente anche di avere una relazione con le persone e questo è molto molto positivo. Si può prenotare ancora, lo si prenota al numero che vedete, lo 0422 409 213. L'operatore, che è un operatore di Hauser, tutte le mattine risponde dalle 8.30 alle 11.30 e ovviamente fa un po' di domande su dove si risiede, l'età e il tipo anche di capacità, meglio persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Non siamo attrezzati per la non autosufficienza proprio perché è un centro ricreativo organizzato ad hoc nel momento in cui in città mancano tutte le altre opportunità. Ci si può iscrivere e poi il pomeriggio ci si può presentare da soli, c'è chi arriva in bicicletta, chi arriva a piedi. Io li ricordo, è molto comodo perché si può parcheggiare anche agevolmente nel grande piazzale di Fiera e poi sul lungosile lungo la Restera si può raggiungere a piedi il centro in 5 minuti, oppure si arriva tranquillamente in bicicletta o con i mezzi pubblici lungo la strada Callalta, c'è la fermata e poi si raggiunge il centro a piedi, quindi è molto molto comodo. C'è su una piccola quota di 10 euro di compartecipazione che è in realtà una quota assicurativa, per cui insomma siamo tranquilli nell'ospitare la persona. Chi ha piacere invece di giocare a bocce, ci sono 7 euro per il gioco delle bocce, in modo che si possa essere in compagnia e anche con un istruttore preparato che può insomma supportare i nostri anziani. È appunto, dicevo, una formula nuova ma che al momento ci sta dando soddisfazioni. Noi un tempo aprivamo dei posti in collaborazione con ISRA, di centro diurno, poi con la pandemia abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini e quindi non potendo più avere degli accessi, ovviamente per la sicurezza degli ospiti della residenza ma anche per gli esterni che volevano accedere, ci siamo mossi nel territorio e io devo dire che il grande supporto ci arriva ancora una volta dal mondo del volontariato, perché abbiamo chiesto e ci hanno subito risposto positivamente queste associazioni come l'associazione Se la Luna, che partecipa con delle volontarie e quindi si alternano i volontari proponendo diverse attività. Devo anche dire che la formula è davvero molto flessibile, nel senso che ognuno arriva e se vuole giocare a tombola gioca a tombola, se preferisce invece leggersi il giornale stando in compagnia si legge il giornale, quindi è una formula molto a misura d'anziano, proprio nel rispetto di quello che la persona vuole fare. Si sta insieme però, questa è la grande differenza. Io sono passata così a vedere come stavano andando le prime giornate e devo dire che le persone hanno apprezzato proprio questo, dal trasporto in alcuni casi al fatto di
poter condividere 3-4 ore in compagnia degli altri facendo 2 chiacchiere. Sono nate anche già nella prima settimana delle amicizie e questa cosa è molto molto bella secondo me e è il valore di questo tipo di progetto che va molto oltre l'emergenza di tipo sociale e sanitario, quindi il riparare gli anziani dal caldo e non esporli insomma a un disagio fisico che potrebbe essere importante e dannoso. Certo, senz'altro. Lei ha già anticipato anche la domanda che le volevo fare ora relativamente appunto a quanto è cambiato, no, in questi ultimi 2 anni e mezzo, perché appunto come lei diceva c'era in passato questa collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'ISRA per l'accoglienza degli anziani nel periodo più caldo e nelle giornate più calde dell'estate. C'erano i soggiorni climatici che non so se siano ripresi quest'anno, perché insomma il Covid ha un po' stravolto tutte le nostre vite e ha stravolto anche tutte queste iniziative che appunto contribuivano ad alleggerire il caldo, ma ad alleggerire anche la solitudine degli anziani durante l'estate. Sì, allora i soggiorni climatici quest'anno abbiamo deciso di farli supportando i nostri centri ricreativi anziani. Noi abbiamo dei centri ricreativi in città, sono una decina e sono molto attivi e organizzati. 2 in particolare sono organizzati proprio con i soggiorni e poiché per noi il soggiorno estivo non è solo un servizio da offrire, ma è un'occasione per creare relazioni, abbiamo pensato di appoggiarci a loro. Quindi abbiamo indirizzato le persone che volevano vivere un'esperienza al mare o in montagna e abbiamo indirizzate direttamente ai centri ricreativi, dove c'è una forte sensibilità ovviamente alla necessità dell'anziano, ma anche una forte competenza nel gestire e nel proporre le mete e i servizi ovviamente correlati. E questa cosa è andata bene perché la riflessione è stata anche questa: i centri ricreativi sono stati chiusi per moltissimo tempo. Quello che cerchiamo di fare come amministrazione è anche quello di supportarli, quindi di farli conoscere, far conoscere dove sono, i loro servizi, le attività che fanno e così anche con le attività estive, con i soggiorni climatici abbiamo cercato di indirizzare le persone a dei luoghi di prossimità che si trovano in tutti i quartieri in città. Riguardo proprio alla pandemia, arriviamo in 4 anni, abbiamo cambiato tantissime formule. Quando io mi sono insediata lavoravamo appunto con ISRA, come ricordavo prima. Poi ci sono stati 2 anni di pandemia, nel primo non abbiamo potuto aprire, nel secondo ci siamo affidati ad un altro centro ricreativo anziani che ha la fortuna di avere ampissimi spazi, però le attività erano davvero ridotte, ad esempio non si poteva giocare a carte, per cui avevamo aperto un approdo sicuro con la collaborazione ad esempio della Croce Rossa, della Protezione Civile, quindi di rifugio al caldo, però dovendo mantenere il distanziamento, dovendo garantire piccoli numeri per grandi spazi. Io sono molto soddisfatta quest'anno perché lavoriamo più a misura d'anziano e quindi siamo riusciti a creare un contesto in cui, sempre con l'attenzione, col disinfettante presente, però c'è la possibilità davvero di stare insieme e quindi sono felice di poter vivere quest'estate 2022 un po' più serena. Devo anche dire che gli anziani che stanno partecipando ai nostri centri ricreativi, da una chiacchierata così, perché poi si leggono i giornali, quindi l'attualità del Covid emerge ovviamente, sono tutte persone molto attente, persone che hanno effettuato la vaccinazione, quindi sono anziani consapevoli, attenti e che però ci chiedono di poter avere occasioni di socialità. E questo senz'altro è davvero molto importante, soprattutto dopo questo periodo insomma così difficile dal quale siamo usciti. Io ti ringrazio per essere stata con noi, Gloria Tessarollo, assessore al sociale del Comune di Treviso, e naturalmente l'appello a tutti gli anziani che ci stanno seguendo è quello di iscriversi e di provare, come dire, a socializzare con questa nuova opportunità che viene offerta estate in Restera. Grazie assessore, Grazie. Una buona Grazie giornata, una buona domenica e un buon lavoro naturalmente. Anche a voi. Saluti.
Allora, noi ora, se ce l'abbiamo, sì, mi dicono dalla regia, abbiamo in collegamento il collega Lorenzo Maier da Venezia, perché quella che è appena passata è stata la notte forse più importante per la città di Venezia, la festa del Redentore, la notte famosissima, una delle tradizioni più sentite e più amate dai veneziani e non solo, oltre 100.000 il dato diffuso proprio poco fa dall'amministrazione comunale, le persone che ieri sera hanno appunto festeggiato in città, festeggiamenti che sono poi culminati come da tradizione con lo spettacolo pirotecnico. Lorenzo, ci sei? Buongiorno. Marta, sì, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Ecco, allora, com'è andata questa festa 2022 del Redentore? Una festa 2022 del Redentore sicuramente in grande stile, nel senso che Venezia ieri è tornata a ripopolarsi di persone che hanno assistito non solo ai fuochi ma anche a tutti quelli che sono i preparativi tradizionali della festa, ancor più dello scorso anno quando già c'era stato un Redentore di ripartenza. Ieri sera ci sono state moltissime presenze che hanno riempito non solo la zona del bacino, 3.300 barche, ma anche dall'affondamento dei giardini era praticamente un tutt'uno di persone che si sono riunite semplicemente anche con delle tavolate, con dei pranzi da sacco, con i prodotti anche tipici della gastronomia veneziana per l'attesa dei fuochi d'artificio, che è una parte molto importante della festa. Ha funzionato bene, devo dire, anche tutto il sistema di prenotazione gratuita e di contingentamento. Erano stati creati dei settori dai quali le persone potevano assistere allo spettacolo e non però dovevano poi abbandonare quello che era il settore a loro assegnato, proprio per avere un monitoraggio completo del numero di presenze. Si attendevano 60-70 mila persone, questi erano i numeri della vigilia, prenotazioni che sono andate esaurite poi dal pomeriggio di ieri, quindi la città era sold out per lo spettacolo dei fuochi d'artificio e numeri che sono andati in un crescendo molto confortante, nel senso che come dicevi giustamente tu da studio, poi il computo delle presenze è stato superiore, si stimano 100.000 presenze, contando non solo quelli che avevano prenotato o che erano in barca, in bacino per assistere ai fuochi, ma anche agli ospiti degli hotel, a coloro che magari si sono riuniti a casa di amici per lo spettacolo. Quindi è andato tutto secondo quello che erano le previsioni, molto bene, un Redentore sicuro, e lo spettacolo pirotecnico che è durato più di 40 minuti e quindi ha oltrepassato l'ora della mezzanotte, il suono della campana della Marangona della Basilica di San Marco, quest'anno è stato dedicato alla città di Odessa. Odessa è stata la parola che ha campeggiato proprio all'inizio dello spettacolo, con un gioco pirotecnico che ha fatto comparire la scritta di questa città dell'Ucraina, con cui Venezia, lo ricordiamo, è gemellata fino dalla festa della Sensa di quest'anno, quindi dal scorso maggio, per volontà del sindaco Brugnaro e dell'amministrazione comunale. Lo scorso anno era comparsa la scritta Venezia 1006 in omaggio alla città di Venezia che compiva 1600 anni secondo quella che è la tradizione della sua storia, e quest'anno la parola Odessa, che è una richiesta, un auspicio di pace, che è probabilmente il messaggio culmine di questa giornata, la richiesta del dono della pace. E questa sera c'è anche grande attesa per quelle che saranno le parole del patriarca dal pulpito del Redentore, per quello che è il suo discorso rivolto ai fedeli alla città. Certo, perché poi lo ricordiamo, no? La festa del Redentore è una festa anche ovviamente religiosa, molto sentita dai veneziani. Il ponte votivo l'abbiamo visto, il ponte votivo di Barche l'abbiamo visto nei nostri telegiornali di questi giorni, le messe. Oggi pomeriggio poi ci sarà anche spazio alle regate del Redentore, quindi spazio anche alla voga.
Sì, perché appunto, come dicevo prima, è un programma praticamente che è tornato ad essere completo, quindi anche quella che è la tradizione e lo sport veneziano, soprattutto la tradizione con le regate competitive. Ricordiamo che questi campioni che partecipano a quella che è la stagione reniera che prende via nel periodo estivo sono spesso delle persone degli atleti molto importanti che dedicano a questa passione molto tempo, quindi ci saranno i campioni che voleranno, c'è molta attesa per capire chi si aggiudicherà la bandiera rossa, che è il primo posto, e quindi regate, mercatini benefici nella zona del Redentore. Ricordiamo, diamo una parola, un ringraziamento anche ai 32 frati del Redentore che praticamente da venerdì stanno facendo una non stop per accogliere in sicurezza tutti i fedeli, e questo ricordo che della peste del 1500, quindi questo voto che fecero i veneziani, che oggi viene rinnovato attraverso anche il passaggio del Ponte Votivo, che oggi è più che mai sembra attuale, perché siamo ancora in un momento di pandemia, anche se in miglioramento. Certo, l'afflusso, dicevamo, è stato davvero enorme, 100.000 persone, quindi superiore anche a quelle che erano le aspettative con il sistema delle prenotazioni. Tutto si è svolto però senza problemi, tutto è filato liscio. Tutto è andato bene, c'è stato anche poi ieri sera, dopo lo spettacolo dei fuochi, come da tradizione, tantissime persone e migliaia di persone che si sono imbarcati nei mezzi a CTV che erano stati rinforzati per raggiungere il Lido, perché una delle tradizioni della festa, per chi può, per chi vuole, è quella di attendere l'alba della domenica proprio dalla spiaggia di Venezia, quindi anche questa tradizione è stata rispettata. Se vogliamo una piccola nota di colore è che abbiamo incontrato proprio personalmente diverse persone, devo dire, che sono arrivate e non sapevano che bisognasse prenotare, e quindi si sono trovate un po' spiazzate, diciamo un po' una novità, anche se c'era già l'anno scorso, però sicuramente è un qualcosa che anche le persone, i veneziani stessi che dovessero prenotare, è sempre un po' una novità, e quindi diverse persone anche del Veneto. Ieri abbiamo incontrato personalmente un gruppo, per esempio, di ragazzi veronesi che ci chiedevano che cosa bisognasse prenotare, che non avevano prenotazione, poi hanno spiegato, insomma, che sono potuti comunque, grazie all'imponente macchina organizzativa di Vera, e anche qui diamo una citazione doverosa a Piero Rosasalvo, presidente di Vera, e Fabrizio Doria, che è stato poi anche tuo ospite nei giorni scorsi, che hanno coordinato una macchina organizzativa davvero importante. Poi gli ospiti della città di Venezia hanno potuto assistere ieri dalla loggia di Palazzo Ducale, quindi una cornice fantastica, allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio, un garage din a scopo benefico che ha visto tra gli altri a Palazzo Ducale anche la presenza del ministro Brunetta, che già c'era stato venerdì con il patriarca all'apertura del Ponte Votivo. Quindi direi una festa in grande stile, finalmente con un programma completo. Speriamo che il prossimo anno la pandemia sia definitivamente solo un triste e brutto ricordo. E poi anche devo dire che Vera aveva consigliato a tutti, attraverso delle comunicazioni, comunque anche se non era obbligatoria la mascherina, era fortemente consigliata l'uso delle mascherine FFP2, e in molti hanno accettato di buon grado questo giusto consiglio, e quindi è stata anche una prova di civiltà e di testimonianza di come si possono fare le cose in sicurezza per bene. Ora speriamo che anche le prossime ore confermino gli esiti già positivi di questi giorni, ecco, perché c'è comunque il rientro di tutti questi ospiti che presumibilmente dal pomeriggio, la serata eccetera dovranno tornare, quindi la città sarà attesa da un altro banco di prova per quanto riguarda il deflusso, ma speriamo che tutto proceda per il meglio, per tutto bene. Certo, senz'altro. Allora, proprio un flash, ricordiamo gli ultimi due appuntamenti del pomeriggio di oggi. Le regate a che ora, Lorenzo, cominceranno? Certo, le regate cominceranno alle 16:30, ci saranno le regate maschili e femminili, poi anche i giovani, e alle 19 il pontificale del patriarca
che si concluderà, lo ricordiamo sempre perché è veramente uno dei momenti più belli e suggestivi che ci siano, dalla benedizione alla città e dalla scalinata del Redentore, proprio una sorta di affidamento che solitamente viene salutata anche dal suono delle imbarcazioni che festeggiano così e accolgono così la benedizione solenne. Lorenzo, grazie davvero per questo collegamento e con le bellissime immagini della festa del Redentore che abbiamo visto termina questa edizione, questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie a Lorenzo Maier per questo collegamento, grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito. È tutto dunque per ora, un saluto e un buon pomeriggio come sempre, in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Prosegue il dominio dell'alta pressione africana che ha portato con sé un'intensa canicola ad arroventare il nostro già assetato territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 17 luglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Non si escludono nubi basse al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna, ma in genere senza conseguenze. Clima caldo e afoso con temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e cielo limpido, con al più qualche annuvolamento pomeridiano, ma innocuo. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento, non sono attese piogge. Temperature minime sui 19-21 gradi, massime intorno ai 33-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.